Bravi, bravissimi. Prego, sono gli amici di Terra Dosuli, Damiano Pagano alla fisarmonica, Filippo Alfano alla ciarameggia e poi Vincenzo Di Blasi al tamburo. Generalmente le novene di Natale iniziano il 16 e noi invece abbiamo anticipato di qualche giorno per farvi entrare direttamente nel clima natalizio di quelle che sono le nostre tradizioni popolari anche dal punto di vista musicale, con i pastori che erano quelli che per tradizione allietavano le novene nei quartieri. Forse tradizioni che si sono un po' spente, però insomma in giro se ne vedono ancora delle belle, presepi viventi, presepi innovativi, tradizionali presepi piccolini nella scatola di legno con la sparacogna, con il mandarino, insomma un po' di tutto ed è giusto che sia così, che le tradizioni anche folcloriche oltre che religiose siano ancora portate avanti. Ben ritrovati con Target, il vostro salotto settimanale su Televideo Agrigento, l'LCN 92 del digitale terrestre che vi consente di vedere le nostre trasmissioni in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale e naturalmente poi con lo streaming sul sito www.televideoagrigento.tv praticamente dovunque, sappiamo insomma dai click, dal Google Analytics, ci sono tantissime persone in giro per il mondo che si sintonizzano tramite internet con la nostra emittente. Parleremo non solo di tradizioni popolari e di musica in questo appuntamento, ma anche di tantissime altre cose che caratterizzano ormai da un decennio Target, che vuole mettere in risalto quelle che sono le azioni di associazioni, di enti, di sindacato, ma anche di singole persone nel nostro territorio. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email che è target.tva@gmail.com, dove potete segnalare anche alcune cose che secondo voi sono interessanti. Detto questo, allora passiamo subito a presentare gli ospiti della puntata di questa sera. Se Gerlando mi segue con la telecamera, ecco accanto a me Franca Vitello, lei fa parte della sezione di Favara del CIF. Continuiamo con uno chef, non so se stellato o lunatico, insomma ci sarà lui poi a dircelo, Vincenzo Santalucia. Parleremo di sindacato e di problemi del carcere Petrusa, ma a volte anche di tutta la zona del circondario di Petrusa, non solo del ponte, insomma tutto quello che ormai purtroppo da un po' di anni caratterizza quella zona. Salvatore Gallo Cassarino, lui è il segretario generale della CISL FNS Agrigento, Caltanissetta e Enna. Importante associazione, si chiama Core Onlus, lei è la presidente Liliana Buscarino, parleremo di alcune iniziative di questa Onlus soprattutto nel campo oncologico. Con lei per parlare di alimentazione in oncologia anche un altro chef, Salvatore Gambuzza. E poi li avete riconosciuti, ve li avevo già anche presentati, erano stati ospiti anche lo scorso anno, credo proprio in questo periodo in apertura delle festività natalizie. Dicevo Damiano Pagano, Filippo Alfano e Vincenzo Di Blasi. Allora, Damiano, tradizioni che si perdono o che si ripropongono ogni anno? No, tradizioni che non si devono perdere. Innanzitutto ringrazio gli amici di TVA per averci invitato in questo prestigioso salotto a portare quelle che sono le nostre tradizioni più autentiche del Natale, della tradizione. Sono tradizioni che noi portiamo avanti da diversi anni, più di un decennio, diciamo, con novene nei vari quartieri, davanti alle chiese. Diciamo, tradizioni che è bello mantenere, è bello fare riscoprire ai bambini, ai piccolini. So che lo apprezzano tanto, anzi sì, cercano e dicono le persone vanno alla ricerca a che ora è in quella chiesa o sì, partecipano col foglio dei canti e vanno alla ricerca proprio di queste cose che si stanno perdendo e quando le vedono proprio accorrono numerosi appunto per risentire quelli che sono i suoni, i canti di una volta. Bene, però io nel prenotarmi anche per il Natale
è 2018. Come no? Vi dico che la prossima volta vi voglio vedere in costume tradizionale, però. Assolutamente. Così, che dici, Filippo? Ce l'abbiamo il costume, esatto, il mantello, sì. Promessa da mantenere assolutamente, perché ormai non c'è una novena che inizia prima di non venire qui, quindi per noi anche questa ormai è diventata una tradizione, essere ospiti in questo magnifico scenario. Avete l'abito, dicevo? Abbiamo sì, l'abito proprio del vecchio zambognaro, che inizia già dalle scarpe, che sono dei scarponi antichi fatti in pelle. Salendo abbiamo un pantalone di velluto scuro, dove abbiamo anche uno scaldamuscolo, così per rappresentarlo. Vabbè, c'è freddo poi. Esatto, poi dipende un po' il paese, se lo fate fuori, dove andiamo a suonare, quindi che in teoria dovrebbe coprirci, ecco, la gamba. Salendo poi abbiamo la solita camicia a quadri, che rappresenta, ecco, dei colori un po' antichizzati, i gilet fatti di pelle sintetica, quindi a pelo lungo, e poi naturalmente la classica mantella. Ecco, mantella, e poi aggiungiamo anche un bel berretto, perché gli zambognari nel tempo passato la loro tradizione veniva identificata proprio dal berretto. Più lungo era il giummu, vuol dire che l'esperienza era ancora di più, quindi caratterizzava proprio super tipico dei musicisti. La povera pecora invece della zambogna? La povera pecora sta bene, quindi dobbiamo sicuramente dare merito alla zambogna. Come sappiamo tutti, ci vogliono 7 giorni per accordare e un giorno per suonare, perché si scorda sempre. E quanti litri d'aria vanno dentro? E questi sono una sessantina abbondanti. Un esercizio, esatto, quindi prima... c'è un esercizio che ormai è da 10 anni che la suono. Vincenzo, il tamburo invece è un po' più facile da... All'inizio, come tutti, è un po' difficile in qualsiasi cosa nella vita, no? Cominciare, però poi una volta che uno comincia ti prende e non ti lascia più. Lo fai in maniera automatica, forse? Sì, sì, in automatico. Vedo ragazzini spesso che si muovono suonando l'aria e uno non capisce che cosa fa. Poi si allarga sempre ad altri strumenti, sempre a percussione, come tamburi. Tamburo, tamburello. Sì, certo, assolutamente. Non può mancare, assolutamente, anche per fare altre musica etnica come le tarbuche, per esempio, i giambei, le percussioni classiche. Il ritmo è sempre dentro di noi, quindi basta solo farlo uscire. Filippo, ma questo suono è un suono che si tramanda per iscritto con spartiti musicali, oppure si tramanda così ad orecchio e a un colloquio diretto con il vecchio pastore? Esatto, allora noi amanti naturalmente, perché siamo in via d'estinzione, ecco, gli zambognari non è che possiamo dire che è un classico, iscriviamo al WWF, una classica clarinetto, quindi cerchiamo di intraprendere questa nuova passione. Siamo pochi ormai e quindi chi la sa suonare la sa suonare autonomamente, quindi non ha avuto familiari che hanno suonato la zambogna nel passato, quindi ecco, sottolineiamo e ricordiamo a tutti i giovani. Ma tu parti zambognara, no? Cosa? Tu parti zambognaro, dico, io sono il friscaletto, esatto, è un mio strumento da battaglia. Già da piccolino, a 8 anni ho iniziato a suonare. È stato facile il passaggio o ti sei dovuto adattare, insomma? Più che altro sì, è questione di adattarsi, c'è un po' di differenza, perché essendo che c'è questa sacca, questa otre, deve essere alimentata continuamente di aria. E devi mandare poi l'aria affinché deve essere sempre costante e non farla mancare mai. Bene, poi parleremo anche con gli amici Terra do Sulu su quello che sarà il vostro percorso natalizio, insomma, dove le persone potranno vedervi. E a proposito di tradizioni, non solo musicali ma anche tradizioni gastronomiche, cioè la ricerca di quelli che sono i sapori antichi, oltre che le ricette antiche. Vincenzo Santalucia. Sì, allora, grazie per essere stato invitato a questo. È anche un nostro piacere, insomma. Ed essere qui con voi questa sera. A proposito di tradizioni, io, essendo titolare del ristorante La Scala di Agrigento, che si trova in pieno centro storico, la mia filosofia è quella di far riscoprire le tradizioni siciliane. Infatti vengo da Siculiana, che è un paese vicino a Agrigento, dove cerco di far riscoprire la cucina storica anche di famiglia, e sembra che ultimamente stia andando proprio di moda
perché tra diciamo, l'alimentazione e anche la cultura, quella che noi non dobbiamo mai perdere e che ci fa forti è il nostro passato. No? Quindi c'è un po' uno stop della nouvelle cuisine, del sushi o comunque del cercare un po' fuori quelle che sono le tradizioni e cercarlo invece nel nostro interno. Esatto, diciamo che come anche la moda del vestire, anche la moda della cucina si sta un po' pensando alle tradizioni passate, che è quello che ci dà valore. Infatti dalle farine macinate a pietra o all'utilizzo di più dei legumi, dei prodotti a chilometro zero, insomma la vera qualità e anche il modo di lavorare queste materie prime, che è quello che veramente ci dà forza in tutto quello che noi facciamo. Il grano di Casteltermini che quello di Kiev, insomma. Bisogna cercare comunque di fare rete e anche con i produttori locali, ed evitare di comprare roba che viene da fuori dal nostro territorio, perché i nostri produttori hanno un po' di difficoltà a commercializzare appunto per questo. Se noi facciamo conoscere bene alle persone, ai giovani specialmente, quello che si faceva prima, il gusto che avevano le cose di prima, è dovuto proprio a questo, alla ricerca di prodotto. A chilometro zero, interagire con i contadini, insomma. Io poco fa dicevo chef stellato o lunatico, cioè non riferitomo soltanto a Vincenzo oppure a Salvatore, no, nel senso che ogni tanto lo chef ha bisogno anche di un estro, no? Cioè di inventarsi qualcosa o di reinventarsi e riproporre il classico uovo. Chef Gambuzza. Sì, grazie per l'invito. Sì, parliamo di cucina, no? No, io dicevo proprio specificatamente se è necessario cercare cose nuove, cioè nuovi piatti, nuove presentazioni, nuovi modi di cucinare. Secondo me è fondamentale, ma più che cercare bisogna andarle a riprendere. Le ricette perdute, le ricette della nostra nonna, della nostra zia. I prodotti ci sono, i prodotti al territorio sono fortissimi, non è che hanno bisogno di tante presentazioni, l'olio, il pomodoro, le olive, il pistacchio, le mandorle, possiamo dire una valanga di prodotti. Sta andare a riprendere la cucina di una volta, sta andare a riprendere le farine grezze di una volta, la ricerca dell'integrale. Poi magari sta all'estero dello chef presentarle in maniera diversa, cucinarle un po', diciamo, invece che in maniera molto semplice, con qualche accorgimento personale. Quello sicuramente sì, con l'esperienza, con la dedizione, con l'amore, dico pure, perché se non c'è amore verso questo mestiere è meglio che uno lo lascia perdere, perché si fa con amore. Certo, una cosa è cucinare, una cosa è fare lo chef. Perfetto, sono due cose completamente diverse. Lo chef anche organizza tante e tante cose, il cuoco, che io mi sento un cuoco, non mi sento uno chef, è un cuoco che parte dal passato, torniamo un po' indietro, stiamo andando un po' troppo avanti, torniamo un po' indietro, i prodotti ci sono, il clima ce lo consente perché abbiamo un clima favoloso, sta a noi con la semplicità portarlo sui piatti. Bene, poi magari vi chiederò, non so, un bel primo a Vincenzo e un bel secondo particolare a Salvatore da suggerire ai nostri telespettatori per Natale. E a proposito di suggerimenti, Liliana Buscarino con la sua Core Onlus ha cercato di avere questi suggerimenti per far sì che ci sia un'alimentazione particolare, perché il malato di una malattia oncologica ha bisogno di qualcosa di diverso? Io parlo nell'ambito appunto che non è il medico, okay? Perché non essendo un medico parlo di ciò che ovviamente non entro nel dettaglio dell'oncologia. Perfetto, benissimo. Di approccio col cibo. Sì, infatti noi con Salvatore Gambuzza abbiamo un progetto comune. Assieme a noi nel progetto c'è il dottore Butera. Il dottore Butera è il primario dell'unità operativa del reparto oncologia di Agrigento. Il progetto si basa soprattutto sulla collaborazione fra professionisti. Noi facciamo volontariato fornendo servizi, cioè ogni professionista che si è avvicinato e che si avvicina alla nostra associazione non fa altro che fornire esattamente quello che è il proprio ruolo nella società. Quindi abbiamo Salvatore che
un bravissimo chef, non sta a me dirlo ma lo conosciamo, per cui ci stiamo appropriando della sua esperienza, cioè lui assieme ad un nutrizionista e assieme al dottore Butera faranno ricerca per poi ovviamente sviluppare un menù ad hoc per quelli che sono i pazienti oncologici, perché ovviamente ormai oltre diciamo, al gusto, al palato, sì, c'è anche una collaborazione per quanto riguarda dal punto di vista estetico della bellezza del corpo. Sì, perché vabbè, io sono un estetista, uno studio di estetica, quindi il progetto è nato forse all'interno dello studio, perché relazionandomi con le mie clienti mi sono resa conto che c'era un'esigenza proprio in questo settore che andava al di là dell'estetica fine a se stessa, per cui mi sono addentrata un attimino, ho fatto dei master ovviamente, ho approfondito gli studi e un soggetto particolare. Benissimo, benissimo. E infatti la prima cosa che ho messo su è un laboratorio di trucco che ho proposto al reparto oncologia di Agrigento e lo stiamo cercando di portare avanti e non facciamo altro che andare ad insegnare alle pazienti a truccarsi, ma non per andare ad una serata, ma a truccarsi nel quotidiano. Cioè l'obiettivo è quello di restituire quotidianità alla paziente. Approfondiremo questo aspetto che mi interessa anche perché, ripeto, come diceva lei, non è dal punto di vista estetico, ma forse anche per stare un po' più sereni con se stessi. Infatti l'approccio con se stessi. Un po' meno sereni sono gli amici del carcere Petrusa, insomma, quei lavoratori, siano essi della polizia penitenziaria o lavoratori civili. Qualche mese fa, parlando proprio anche con Salvatore Gallo Cassarino, si sentivano anche un po' isolati fisicamente. Salvatore, sembra che il problema del ponte si possa risolvere anche se ancora ci vuole un po' di tempo, ma questo isolamento lo sentite ancora? Ma guarda, i recenti fatti di cronaca testimoniano che l'isolamento continua. La nostra battaglia insieme ai cittadini e ai residenti di Contrada Petrusa chiaramente continua, nonostante Sua Eccellenza il Prefetto, che è una persona che tutti noi stimiamo, abbia assicurato che il progetto è stato diseppellito, perché per quello che ci viene riferito, quindi fonti non ufficiali, parrebbe che il ponte non doveva più nascere un'altra volta. Detto ciò, sono, ripeto, fatti di cronaca recenti il fatto che Petrusa per 7 e più giorni è stata isolata da un punto di vista telefonico, quindi le linee si sono staccate. Oltre il ponte anche, sì, anche telefoni. Sì, e per diciamo che i disagi non mancano. Abbiamo avuto 8 giorni di veri problemi, perché chiaramente quando la popolazione è detenuta lo Stato non è in grado di fornire questi servizi che non a caso vengono ritenuti essenziali, c'è un certo scalpore fra i detenuti, quindi gli animi si sono abbastanza inquieti. Fortunatamente il problema è stato risolto parzialmente, nel senso che sono quei soliti interventi tamponi che di fatto non danno una soluzione definitiva al problema. Anche queste piccolezze poi fanno sì purtroppo che tutto l'ambiente ne risenta, no? È chiaro, i lavoratori, è chiaro, i detenuti, c'è un'escalation, i familiari, insomma c'è un'escalation di intolleranze cui purtroppo deve far fronte la polizia penitenziaria. Vedi, quando si parla di carcere, che magari è sotto organico. Anche, ma non voglio parlare solo di quello oggi, guarda, perché direi cose che tutto il mondo sa. Il problema è, come ti dicevo, che per affrontare questa questione abbiamo sempre la polizia penitenziaria, che ricordo essere il baluardo di giustizia all'interno di un istituto penitenziario. Il fatto che hanno isolato il penitenziario è un fatto gravissimo, perché ecco, rispetto a quello che la gente comune, quindi i non addetti ai lavori, pensano, all'interno del carcere c'è un corpo di polizia che fa parte delle 4 forze di polizia che sono sul territorio nazionale. Ora, se voi immaginate che all'interno di un istituto penitenziario la sicurezza è assicurata dalla polizia penitenziaria e alla polizia penitenziaria per 8 giorni non viene data la possibilità di
avere collegamenti a internet. Noi facciamo polizia giudiziaria all'interno del penitenziario. Ti faccio un esempio: il familiare che porta la somma di denaro al parente detenuto, quella somma di denaro noi ci accertiamo la provenienza attraverso la banca dati interforze. All'interno del penitenziario ci sono reati, gli stessi che vengono commessi fuori, quindi si fa polizia giudiziaria. Ora, in uno scenario di questo, dove alla polizia non viene data la possibilità materiale di fare queste indagini attraverso i sistemi informatici e per 8 giorni non viene data questa possibilità, la dice lunga su quella che è l'attenzione delle istituzioni verso questa istituzione, che è molto sensibile, rientra fra gli obiettivi sensibili a carattere nazionale il penitenziario. Certo, il Ponte Petrusa ha dimostrato di quella che è la sensibilità nei confronti della polizia. Però siccome ci avviciniamo a Natale, sì, Salvatore, poi magari vediamo di cercare di scoprire se c'è qualcosa di positivo anche all'interno di tutte queste problematiche. E conosciamo anche l'ultima nostra ospite, Franca Vitello, in questo caso come componente del CIF, l'acronimo sta per Centro Italiano Femminile, che da qualche tempo è nato a Favara, la Presidente Antonella Monreale, e proprio in questo periodo natalizio, insomma, si stanno prodigando, si stanno animando per rendere bello un quartiere, per rivitalizzare una villa che era stata purtroppo vandalizzata, e questo insomma fa parte un po' di quelli che sono gli scopi dell'associazione. Sì. E allora il CIF è un'associazione che è nata subito dopo la guerra ed è diventata attiva in vari centri d'Italia, e non solo, anche in vari centri della Sicilia e anche nella zona nostra agrigentina, e in specifico a Favara da circa un anno. E come giustamente hai detto, la nostra Presidente Antonella Monreale, una valida insegnante, una valida regista dell'Associazione Teatrale Arcobaleno, e infatti io sono qua stasera per sostituirla, in quanto tutta l'associazione è partita per Roma perché per il convegno su Pirandello e per la rappresentazione al Teatro Flavio di Roma. È un bel traguardo. Comunque il CIF è riuscito a unire diverse donne per dare il proprio contributo e cercare un po', insomma, di migliorare il nostro territorio. Sì, perché avete adottato il CIF è proprio un'associazione a scopo benefico che si inserisce nel sociale. Nel sociale ci sono le problematiche diverse, tipo quelle della donna, dell'ambiente, e si interessa in specifico della donna. Uno slogan potrebbe essere quello: la donna che aiuta un'altra donna. Si rivolge a tutte le donne che hanno bisogno e si porta un aiuto che può essere diverso, aiuto psicologico, aiuto fisico, anche pedagogico. Ora lo spiego perché. Perché fisico? Perché si porta l'aiuto anche alla donna anziana che ha bisogno nelle sue fatiche domestiche, ha bisogno di uscire e tanti altri problemi che sono inerenti alla vita dell'anziano. Poi psicologico perché si rivolge anche alle problematiche delle giovani mogli, delle giovani madri e anche degli adolescenti. È pedagogico perché si interessa anche a seguire i bambini che hanno problematiche scolastiche, quindi li aiuta a fare i compiti,
approfondire conoscenze scolastiche, ed è una cosa bella questa, secondo Sicuramente me. un volontariato Sì, importante sì, che sì. si rivolge, come dicevi tu, a diverse persone che possono avere Che bisogno. possono- Ma andiamo nello specifico di questa iniziativa. ecco. Un giorno vi siete alzati e avete detto c'è Villa Ambrosini No, che no, è proprio nel degradata, corso- vogliamo fare qualcosa. Sì, nel corso di una riunione infatti è venuta fuori questa problematica sociale. Noi sappiamo che a Favara ci sono tante ville, tutte sistemate in posti particolari, posti di una certa bellezza. E di queste ville alcune sono più curate, altre di meno, altre poi niente. Una di Altre proprio vandalizzate. Una di queste era proprio la Villa Ambrosini. Allora si è pensato di proporre, di presentare una proposta scritta all'amministrazione comunale e quindi di chiedere l'adozione di questa villa. Cioè, siamo partiti con il progetto Adottiamo una panchina. Dietro la panchina c'è tutta la villa. Sì. E tra le io iniziative devo che ringraziare- state proponendo, sì. vabbè, non ci formalizziamo molto, dico, ma tra le iniziative che volete subito dare visibilità, intanto dove si trova? Se ho un po' di tempo vorrei E il anche tempo dire purtroppo ce n'è poco. un piccolo aneddoto, perché Sì. per il favarese la Villa Ambrosini era sconosciuta, l'ho potuto constatare io parlando in questi giorni, così che mi chiedevano Villa Ambrosini, presepe vivente, e dov'è la Villa Ambrosini? Quindi e dire quando è nata c'era un prato inglese e l'illuminazione a LED con i pannelli fotovoltaici. E sì, dopo invece sì, è vero. è finito tutto. È vero. E quindi uno degli scopi dell'associazione è anche questo, valorizzare questa villa che è molto bella, che si trova ai piedi del Monte Caltavaragi, dei Montagneperi Favaresi, e in mezzo alla natura, dove ci sono ancora gli alberi, allo stato naturale, dove ci sono tutte le aiole, è una bellissima villa. Allora lo scopo è valorizzarla, fare conoscere la bellezza ai favaresi. La prima cosa era quella di ripulirla e dargli un po' di dignità e poi di preparare Infatti qualche il comune cosa. è stato sensibile. Ne parliamo dopo perché c'è anche una bella iniziativa che si chiama Presepe Vivente che insomma anche a conclusione di questo percorso che ha fatto sì che la villa da abbandonata diventasse fruibile. E a proposito di fruizione, e voi siete qua, non è che potete fare i telespettatori, amici di Terra d'Usuri, cioè, vi dovete guadagnare l'intervento, sì. Damiano, poco fa abbiamo sentito insomma Poco fa abbiamo sentito una tradizionale musica natalizia. ciarameggiata, diciamo, una nenia fatta con la ciaramella accompagnata dal tamburo della fisarmonica. Ora andiamo a proporre un canto che si chiama Dio rimanna l'ambasciata, praticamente, che narra praticamente della storia, diciamo, di Giuseppe e Maria che aspettavano la nascita del bambino Gesù. Tema natalizio proprio. Tema natalizio, sì, il periodo è quello, quindi non possiamo esimerci da proporre i canti natalizi della nostra tradizione. Bene, allora riprendete posto qui al centro del nostro studio. Filippo, no, questa volta è solo coreografica allora la ciaramedda. Di nuovo allora Terra d'Osuli, Damiano Pagano, Filippo Alfano e Vincenzo Di Blasi. Maria con panza male
grazie a Terra Dosuli che ritorna nella loro postazione. Damiano, avete già programmato le novene? C'è già un percorso, non lo so, ad Agrigento o in altri paesi della provincia? Ma noi diciamo che come ogni anno per tradizione facciamo la novena davanti alla chiesa della Madonna della Provvidenza al campo sportivo, quindi ogni pomeriggio alle 5:30? Alle 17. Quest'anno alle 17, sì, perché l'anno scorso era alle 5:30. Alle 17 facciamo la novena prima della messa, diciamo, prima della Santa Messa, e poi faremo le novene in giro per i vari quartieri e anche abbiamo degli appuntamenti fuori nei vari paesi della provincia. Quindi ci sarà un'atmosfera particolare e come diceva prima anche Filippo, sono in pochi a suonare la ciaramella, quindi diciamo, questo suono particolare si può sentire soltanto in poche occasioni. Esatto, sì. Questi canti naturalmente vengono suonati e interpretati solo nei momenti natalizi. Ecco, vorrei anche ricordare una cosa, che la zambogna purtroppo nell'Agrigentino si suona solo in questi momenti, quindi nei momenti natalizi, dove nelle altre zone non è così. La zambogna viene suonata in qualsiasi momento, però naturalmente nell'Agrigentino ci sono anche delle... Esatto, nell'Agrigentino viene ricordata in questo periodo, nel periodo natalizio. Addirittura alcune leggende narrano che la zambogna suonata in mezzo agli alberi delle arance praticamente aiutano la maturazione per farle diventare sempre più dolci. E quindi... poi, come dicevi tu, anche altri paesi, insomma, non è zambogna, sarà cornamusa o si chiamerà in un altro modo, la usano anche nelle loro tradizioni popolari. Noi in Sicilia i gruppi folcloristici agrigentini non la portano nel loro repertorio. No, perché, ripeto, dico, l'Agrigento è schedata solo per periodo natalizio, che va dal 16 al 24. Ma tu fai folklore? Sì, esatto, noi facciamo folklore e noi facciamo parte almeno un pezzo con la zambogna nel repertorio del gruppo folkloristico si deve fare. Noi anche colgo l'occasione, il nostro gruppo musicale Terra Dosuli non solo fa novene natalizie, quindi facciamo anche altri tipi di eventi, quindi come serenate, matrimoni, feste, e quindi abbiamo introdotto anche alcuni pezzi moderni dove aggiungiamo anche la zambogna. Perfetto, bravi, mi fa piacere che nella tradizione c'è l'innovazione, come dicevamo prima. Ritorniamo a Core Onlus, dicevamo questa attività di volontariato in favore degli amici colpiti da malattie oncologiche, quindi un aiuto anche per l'esteticità, che però si deve riflettere nello stare bene con se stessi. È così, Liliana? Sì, allora praticamente la parola d'ordine è umanizzazione, perché ad oggi ovviamente si è solo tenuto conto della malattia, ok? Quindi con questo progetto portato avanti dalla nostra associazione si vuole creare proprio l'umanizzazione attorno a quello che è il problema oncologico. A livello estetico noi curiamo attraverso il laboratorio del trucco, appunto il trucco. Come dicevo poco fa, insegniamo loro a ripristinare quello che la malattia purtroppo attraverso le cure chemioterapiche distrugge. Sì, un po' devastato. Sì, e quali oltre al colorito della pelle del viso, anche c'è la caduta delle sopracciglia, delle ciglia, e noi facciamo questo, insegniamo loro davanti ad uno specchio a truccare, a ripristinare questi caratteri, questi tratti. Cioè, ovviamente l'obiettivo qual è? Quello che la mattina la donna e anche l'uomo, perché comunque abbiamo avuto anche richieste da parte di uomini, la paziente riesce, la donna o l'uomo, riesce a ripristinare quello che la malattia purtroppo ha devastato. E devo dire che il risultato è stato bellissimo, oltre le aspettative, perché la donna dopo il laboratorio aveva ripreso a sorridere. Cioè, la caratteristica principale, infatti il dottore Butera, quando racconta l'esperienza del laboratorio, sottolinea sempre il fatto che alla fine del laboratorio sorridevano le pazienti. Ovviamente il laboratorio è anche seguito da una psico-oncologa, cioè c'è la dottoressa Vella che
reperisce, o meglio prende consensi per le pazienti, fa in modo ovviamente che aderiscano al progetto, per cui crea un gruppo e me li fa trovare, e li riunisce all'interno di un tavolo, attorno ad un tavolo con questi specchi, per cui siamo anche ovviamente aiutati dalla dottoressa Vella. E in questo contesto avete inserito anche l'alimentazione, c'è stato che cosa? Un dietologo che ha un po' tracciato quello che potrebbe essere la giusta alimentazione e lo chef che lo ha elaborato, Salvatore? Dici perfettamente così, sì. Un nutrizionista che ci dà le indicazioni, perché noi non siamo dottori, siamo cuochi. Noi possiamo mettere a disposizione la nostra professionalità e le attrezzature che abbiamo oggigiorno, che sono abbastanza all'avanguardia. Ma ripeto sempre, si tratta solo esclusivamente, intanto in primis deve essere un nutrizionista che ci deve dire cosa devono mangiare, perché è una cosa molto particolare. Ci sono prodotti che possono mangiare e prodotti che non possono mangiare, anche se sono del territorio, se sono a chilometro zero, però no, in relazione alla patologia, organoletticamente non possono mangiare quel tipo di... E noi stiamo cercando pian pianino di cercare di fare delle ricette specifiche per loro, e in quel contesto di dare con il mio supporto tutte le indicazioni, anche perché ogni volta che mi capita nel locale dove lavoro io, capita che viene a mangiare una persona che ha un'intolleranza a qualche cosa, sembra che in automatico io devo dare qualcosa di semplice che non abbia sapore, ma è sbagliatissimo. Infatti dico sempre ai miei collaboratori: perfetto, c'è una persona che è allergica a qualche cosa, dobbiamo impegnarci di più e la dobbiamo proprio fare una pietanza in modo che lei rimane contenta come su tutto. Diciamo quello più conosciuto è il gluten free, no? Il gluten free ormai è una cosa normalissima, di portata normale. Sì, ci sono delle proteici o comunque delle... Sì. Perché oggigiorno l'alimentazione è un po' cambiata. E anche riuscite a fare un piatto elaborato con queste limitazioni, ecco, chiamiamole così. Sì, limitazioni che dopo alla fine tra virgolette io dico la lagnosia, nel senso lo dico in siciliano, perché se non ci applichiamo le risposte ce l'abbiamo, gli ingredienti ce l'abbiamo, diamo questo giusto valore a questi ingredienti, basta poco. E noi siamo in questo progetto perché nutrizionista, lo chef, in modo da preparare delle ricette ad hoc, in modo da fare, quando siamo pronti, un incontro con queste persone, anche perché dobbiamo trasmettere speranza, perché già queste persone hanno un impatto con la malattia che è devastante. Noi dobbiamo dare speranza, dobbiamo essere propositivi. La cucina è anche rilassante, mi è capitato diverse volte. Non soltanto un piatto che devi preparare tu, chef, no, ma che lo puoi anche spiegare a loro. Potrebbero anche farlo a casa. Lo devono fare a casa. In primis il mio obiettivo è quello, lo devono fare a casa. Capire come, senza utilizzare un soffritto, come può venire buona anche una crema. Giusto o no? E cercare di dare quel gusto in più a quel tipo di vegetale che lei magari può mangiare, che magari possono essere anche ristretti, il ventaglio dei cereali o vegetali, quel che siano. Ma lo scopo principale è trasmettere un'educazione alimentare. Questo ci fa piacere anche perché, ripeto, io ho avuto delle piccole esperienze con degli amici gluten free che all'inizio pane non si può mangiare, questo non si può mangiare. Ora invece ci sono anche delle industrie nel nostro territorio che fanno un po' di tutto, dolci, cannoli, cassate, pasta, tutto quello che naturalmente con degli ingredienti diversi rispetto... Abbiamo anche le adesioni di aziende agricole certificate bio del territorio che forniscono le materie prime per poi fare questi laboratori. Anche noi sì, nell'evento che abbiamo fatto un mese fa c'è stata un'azienda agricola biologica di Favara, Russello, che mi ha messo a disposizione, mi ha messo a disposizione dei prodotti che loro avevano. Io ho realizzato un buffet che è stato veramente molto carino e abbiamo fatto tantissime cose diverse, utilizzando i prodotti biologici, utilizzando una cucina sana, cucina salutistica. Che cos'è la cucina salutistica? Io è da diversi anni che mi occupo di cucina salutistica. Nella terrazza degli dei dell'Hotel Villa Atena, a parte il menù normale, classico, menù degustazione, abbiamo anche un menù di cucina salutistica, un menù con l'utilizzo di questi prodotti particolari come la quinoa, l'amaranto, prodotti che qui ci sono pure tranquillamente, il carrubo che è poco utilizzato da noi e magari più utilizzato in pasticceria, lo utilizziamo in cucina.
e i ceci, per dire che non contengono glutine assolutamente, possiamo fare tantissime cose. Tutto standard. Bisogna, e questo anche noi nell'invitarvi vogliamo anche ampliare, ecco, la platea di chi può conoscere queste vostre iniziative. Vincenzo Santalucia, dicevamo cucina storica, quindi nel periodo di Natale dove noi forse mangiamo più di tutto e di più, si può anche fare un menù, diciamo, storico tradizionale, senza per forza imbastire tavolate grandi. Certo, certo. Allora, oggi il Natale noi siciliani usiamo fare in grande tutto quello che deve riguarda e appunto quando viene il Natale è festa, e quindi è un momento in cui si sta insieme e si mangia alla grande da noi, no? Quindi allora io voglio dare una ricetta magari come anche... dicevo prima, ecco, sì, semplice nello stesso tempo, però bella... Esatto. Allora io propongo... Ti chiedevo un primo a te? Non lo so. Il secondo lo faccio io. Ti chiedo un primo allora, Allora, per quanto riguarda Natale si mangiano anche delle cose più grasse, no? Quindi ho pensato a un maccherone fatto all'antica con una farina di grano Perciasacchi. Ma ce lo dobbiamo preparare noi? Come? C'è la pasta, già proprio l'impasto. Tutto. Esatto, una pasta classica fatta con acqua, farina, sale, come si fa la pasta fresca a casa da noi in Sicilia. Perciasacco è Perciasacchi è un tipo di grano siciliano che sta andando molto di moda, che dà delle caratteristiche particolari e un profumo molto buono, ed è anche usato integrale, principalmente fatto a pietra, e quindi un maccherone fatto all'antica, i famosi maccarrona fatti al ferretto, con un ragù di maiale nero, e poi andiamo a mettere della burrata nostra siciliana ragusana. Questo secondo me è un piatto tipico tradizionale natalizio perché è abbastanza grasso, e quindi... Lo proporrai nel tuo ristorante? O sì, ce lo hai dato in esclusiva per noi, no? No, questo è in esclusiva per voi, vabbè. Non lo propongo quest'anno nel periodo natalizio. Quello che sto facendo per adesso, sto cercando di promuovere al ristorante, sono i pani con i grani antichi, e non solo grani, ma anche un ritorno al passato. Grazie a mia nonna che è ancora in vita, fortunatamente ha 94 anni, io ogni tanto vado da lei e vado a prendere delle ricette. Esatto, vado a sbirciare un po' nei suoi ricordi, no? E allora ho iniziato a fare il pane con lievito madre, quello che abbiamo presentato, che mi ha donato lei, che è fantastico, e quindi ho iniziato a fare anche il pane di fave che è sconosciuto completamente, e il pane di carrubo, dove noi andiamo a farlo con una percentuale sempre di grano del 70% e il 30% di farina di carrubo. Nella mia vita piemontese sono andato soltanto al pane di segale, poi per il resto non è... E noi siciliani, queste sono cose che ci onorano, perché dal pane di fave al pane di carrubo, che tra l'altro il carrubo, mi diceva lei, prima si infornano le carrube, poi si rompono, che anticamente le rompevano con la macchina, e poi si frullano senza i semi, perché i semi sono durissimi. E quindi questa farina già tostata precedentemente viene impastata con quest'altra farina di grano duro russello, lievito madre, sale, e si fanno delle pagnotte che poi quando si assaggiano, essendo che sembra un pane al cacao. Il carrubo, sì. Il carrubo è un succedano del cacao, no? Che va anche di moda adesso fare le paste col cacao, no? E come diceva Salvatore, cioè, esatto. Lo utilizziamo solo in pasticceria, invece si può usare... Ed è fantastico perché un crostino di pane di carrubo tostato, e andiamo a mettere una ricotta di capra che è leggerissima, che sgrassa, ed è leggermente dolciastro, c'è un connubio perfetto. Questa è la Sicilia, questo siamo noi, quello che dobbiamo far conoscere agli altri. Altro che sushi, no, nulla togliendo ai giapponesi, per carità. Poi io vengo pure dalla Francia, lì le creme sono... Salvatore, perché i francesi vogliono sempre creme? Dappertutto, qualsiasi cosa preparano vogliono le creme. Vabbè, le creme è fondamentale, le creme lo utilizzo anche. Il burro salato. Il burro, loro sono maestri nel burro. Io ho fatto... Il burro con delle erbette. Sì, aromatizzato, affumicato, dopo loro sono maestri in queste cose.
Io ho avuto la fortuna di collaborare per 5 mesi, ho lavorato ad Oxford con Raymond Blanc, parliamo di 3 stelle Michelin. Io ho lavorato 5 mesi in quella struttura lì e ho capito realmente la cucina francese di che cosa parliamo. Troppo creme. Non è una cucina che noi siamo abituati intanto a mangiare, 1. 2, il burro, allora le creme che sono abbastanza tirate, no? Tirate e ridotte fino all'estremità in modo da dare lucentezza alla crema stesso. L'utilizzo del burro nei vari stati, perché il burro ha diversi stati, no? Appena arriva al ristorante subito pane e burro. Subito, Sì. in attesa. Al contrario noi utilizziamo l'olio extravergine con i grani antichi. Meglio la nostra tradizione, dai. Secondo me sì, secondo me ognuno con la propria, però per noi è ognuno No, con la è mia, la nostra è propria, migliore. essenzialmente. E adesso io al primo che ha fatto Vincenzo No, dopo. Sì, ok. perché prima abbiamo parlato di cose brutte, nel senso di problematiche di zona Petrusa, non solo della casa circondariale ma anche del quartiere, però diceva Salvatore se in realtà con l'avvicinarsi del Natale possiamo anche vedere delle cose positive, cioè se qualcosa si sta aggiustando, se il telefono è ritornato, se la polizia penitenziaria è nel pieno del suo organico, se all'interno del carcere tutto va bene in tutte le varie componenti. O sto chiedendo la luna, Salvatore? No, la tua è una domanda molto intelligente, però mi piacerebbe rispondere positivamente a questo. Ti dico semplicemente che alcuni problemi sono stati affrontati e parzialmente risolti. Spero in futuro che si dia una risoluzione definitiva a questi problemi che di fatto ci mettono su 2 fronti. Da una parte c'è la polizia penitenziaria, dall'altra parte c'è la popolazione detenuta che a ragion veduta reclama alcuni diritti che sono ritenuti assolutamente indispensabili. Io mi auspico praticamente che lo Stato abbia maggiore e più profonda attenzione per l'istituto penitenziario ma anche per la polizia penitenziaria, chiaramente. Riferimento all'organico a cui facevi tu, purtroppo la legge Madia non ha fatto altro che cristallizzare una situazione alcuni anni fa, nel 2015, asserendo che quella era la dotazione organica che andava bene. Di fatto non è così, perché nel 2015 su 39.000 poliziotti a fronte di una dotazione organica di 45.000, stiamo parlando sul campo nazionale, siamo riusciti con molto sacrificio a portare avanti la nostra mission. Quando io ti parlo di sacrifici mi intendo a una compressione dei diritti soggettivi del poliziotto, cioè calcola che il contratto del pubblico impiego prevede 36 ore settimanali, il poliziotto ne fa 48 settimanali, spesso dopo un turno notturno non gli viene data neanche la possibilità del riposo settimanale, non ti sto parlando del riposo giornaliero che sono 2 cose diverse. Chiaramente è una situazione che non va a presagire belle cose in futuro. Di bello ti posso dire che a Agrigento, grazie alla CISL, il giorno 19 di dicembre, la CISL come ogni anno sta facendo delle donazioni e quindi il 19 di dicembre avremo anche la partecipazione di Sua Eccellenza del Prefetto e anche del Questore che ci hanno detto che vengono. La CISL farà una donazione a favore della popolazione detenuta. Poi per il resto si spera... Cosa c'è? Delle aiuole di Natale avete... Sì, ho letto sui giornali che la direzione, grazie anche alla collaborazione del responsabile dell'ente assistenza agrigentina, che è il dottor Di Rosa Giuseppe e Don Vito Scialabra, hanno adottato le 3 aiuole di accesso all'istituto, grazie al lavoro dei detenuti in sinergia con gli ospiti di Don Vito Scialabra. Perfetto, insomma, queste cose sì, certo, sono sempre belle da ricordare. Ritorniamo allora alla nostra Villa Ambrosini. Dicevamo il CIF in collaborazione anche con l'AIDO e con il patrocinio del Comune di Favara ha ridato un po' vitalità, ha pulito la villa e prepara un Natale con un presepe e con diversi momenti. Dovendo fare il primo passo, quello dell'inaugurazione, quale modo migliore? Sotto Natale un presepe vivente, tutti d'accordo immediatamente, e ci siamo già organizzati
E Antonella ha fatto diciamo, alla televisione, ha parlato ai favaresi dicendo che Presepe Vivente non è del CIF ma è di tutta Favara, quindi ha invitato tutte le maestranze, tutti coloro che si sentivano di portare una mano d'aiuto a contribuire. Se ne sono presentati in tanti? Ma qualcuno sì, diversi. Infatti al Presepe Vivente possiamo enumerare tante sponsorizzazioni dei bar, delle dolcerie, dei panifici in special modo. Anche perché quasi leggo tutti. qui nel vostro Sì. programma che oltre al presepe una sera si mangiano i taralli, l'altra Sì, sera i è muffoletti, tutta- poi la ricotta, poi il panettone, sì, insomma. ma quindi non diciamo- solo, poi le associazioni, il gruppo folcloristico, abbiamo l'associazione Incontri, il gruppo armonico diretto al maestro Lorenzo Puma, il gruppo folcloristico Fabaria Folchi, e poi i ragazzi di Villa Diodorus e Suami proprio che porteranno il Quindi proprio tradizioni popolari, contributo. stare insieme. Sì, i ragazzi della scuola Falcone Borsellino, le scuole di canto di Marzia Di Maria, ancora una volta Sirius, l'altra scuola di canto, la Fabaria Folchi e la scuola dell'arte di Finacchiara. Proprio c'è una partecipazione per le animali. Si inizia con le novene e si termina con l'Epifania. Sì, proprio. E poi si mangia pure, da voi si mangia ragazzi, no? Sì, pure. Si mangia. Giorno 30, sempre presso l'oratorio Don Guanella, quindi alla chiesa della Provvidenza. Oltre alla novena, diciamo, oltre alla alla novena, musica. esatto, il parroco Don Giovanni Amico ha organizzato la festa della famiglia. Quindi ci saranno dei giochi che si effettueranno con tutte le famiglie e poi a concludere ci sarà la solita ricottata, panini con la salsiccia, la scuola di danza Luna Rossa e altre tante cose belle. Sono Come qua. 7-8 gli appuntamenti. Infatti sì, abbiamo la Sagra del Tarallo, dei muffoletti, poi dei panettoni, della ricotta, ancora dei muffoletti, dei taralli e tante altre cose. Volevo dire un'altra cosa, questo è per quanto riguarda gli appuntamenti serali, ma poi abbiamo degli appuntamenti anche di mattina per le scuole, sì, e nei giorni 18, 19, 20 e 21 già si sono presentate le scuole di Favara e di fuori Favara. Abbiamo Per venire a vedere il in presepe. arrivo, scaglionate diciamo in queste date, circa 1000 ragazzi. Pensa come sarà bella accogliere tutti questi Ma quanti ragazzi. saranno i figuranti del presepe vivente? Allora, saremo in tanti, ancora il conteggio non l'abbiamo fatto. Anche se ne aggiungono anche altri. noi ciffine saremo vestiti con i Perfetto. vestiti ebraici del popolo, però. Tra i tanti donne appuntamenti che ci sono sarà nel molto Natale bello, 2018 e fino all'Epifania Natale 17, Epifania 2018, abbiamo anche questo di Villa Ambrosini. Allora, Salvatore, Vincenzo diceva i maccheroni fatti con la farina del grano Pilciasacchi con il sugo di maiale nero e la burrata ragù di sopra. maiale nero e una crema di burrata. E tu invece come secondo? Io devo rispondere a base di carne perché lui ha lanciato il menù a base di carne. quindi Tu volevi non andare mi sul posso pesce, proporre no? col pesce. Vabbè, ci mettiamo il sorbetto e poi cambiamo, no? Giusto. Così fate voi, no? Per Sì, spezzare. sì, no, scherzi a parte, niente, io sempre sono molto legato al territorio. Ho scoperto qualche mese fa un geggio rosso di Ciangiana. A me mi è fatto impazzire perché è un prodotto eccellente che come al solito lo valorizziamo poco. Quindi mi sono fatto dare questi geggi, ho fatto venire la Ciangiana per capire, ed è un geggio molto importante, tanto Quindi quanto il gusto, quello le proprietà, è insomma, un po' particolare tutto, perché sì. il rosso ha una buona consistenza, abbastanza leggero. A che cosa lo abbiniamo? Sempre al territorio, la salsiccia di Aragona. È una salsiccia molto particolare, cotta magari
in un modo veloce, io dico, un po' a bassa temperatura e un po' direttamente in padella. Io non sapevo, ma perché la salsiccia d'Aragona, la peculiarità qual è? Che ancora la fanno con il coso, come si chiama? Ed è eccellente per questo. Per evitare che il tritacarne... È capugliata, come si dice, Capugliata. tagliata a punta di A coltello. punta di coltello. Quindi io metterei Con o senza finocchio? col finocchio Col perché finocchio. è particolare, perché abbiamo anche il cecio. Sì. Finocchio, cecio, la salsiccia di Aragona e dei crostini di pane, come dice Vincenzo, per legare un pochino. Fatta con il come? pinocchio. Forno alla braga? Come la facciamo? Allora la salsiccia? cuciniamo un po' a bassa temperatura e dopo la passiamo velocemente in padella antiaderente in modo da dare la croccantezza alla salsiccia stessa. Mette i ceci interi o I ceci un po' interi e un po' a crema, facciamo le due consistenze, croccante e morbido e la dolcezza stesso. In più metterei dei crostini di pane utilizzando il grano perciasacchi, che come dice Vincenzo è di gran voga per adesso, un po' di olio extravergine e il secondo è servito. Certo, poi il dolce l'abbiamo, il panettone che anche noi stiamo diventando panettonari adesso, ce lo siamo un po' però meglio cannolo, cassata, insomma qualcosa di più siciliano è meglio, o no? Bravi. Vincenzo? Sì, secondo me No, ho visto che ci sono tantissime Noi, per quanto riguarda i dolci, bar comunque Sì. che fanno il panettone. Per quanto riguarda i dessert, noi siamo, diciamo, invidiati da tutti perché abbiamo una tradizione storica di pasticceria. L'unica cosa che sto notando in giro è che le pasticcerie per praticità non fanno più la cialda del cannolo artigianale. Perché giustamente Fa guarda, c'è chi lo fa. sono Uno poche, sicuro, uno, due sicuro. sono poche le Ad pasticcerie che Agrigento pure utilizzano. c'è qualcuno che lo fa. Sì, sarebbe una cosa bella se tutti riprendessero questa cosa. Certo, la croccantezza, la fragranza della cialda e poi quando si frigge sta cosa, sì. Certo. Il profumo che esce fuori, c'è un po' di vino aceto. Per forza è quello che fa spuntare le bollicine alla crosta, no? La parte acida, diciamo, Fermentazione. Vabbè, si vede che siamo qua già ormai è Natale, oggi è il mercoledì è Santa Lucia, c'è ancora la Lucia? Sì. Sì. Avete tutti gustato Sì, la Lucia? la Sì? Io stamattina l'ho mangiata. Sì. Io l'ho mangiata Pure a Fra? L'abbiamo mezzogiorno. fatta con la crema di latte. Salvatore? No, io No, non mi niente. piace. Non ti piace? Mentre Liliana? A me piace tanto, ma io perché sono intollerante al glutine purtroppo ho dovuto passare. Che cucina possiamo fare Solo allora? con i ceci, Solo con i possiamo ceci. mangiare. Ma stasera mangio le arancine della mamma. Le quindi- arancine. E Terra do Sole invece? Sì, la Cucina o non arancine? mancare per Santa Lucia, la cucina è un classico. Un classico, un classico. Amanti delle tradizioni come non facciamo mancarcene. Certo. Salata, dolce, perché si possono fare anche in tanti modi, Sì, non sì, è che sì. bisogna per forza mangiarla. Vabbè, quella classica soltanto Con l'alloro. con l'alloro, un po' di arancio. E lo zucchero. Sì, qualche chiodo di garofano anche per dare una fragranza diversa. Te ne capisci, Fede? Ah, Esatto, sì. 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 Bene, allora, a proposito, inizia a gonfiare qua i 60 litri di aria per la zampogna perché ci avviamo alla conclusione mentre Terra do Sole si prepara per il saluto in musica, voi vi dovete preparare invece per il saluto tradizionale di Target, ovvero farlo con un pensiero, con una frase, con una citazione, con un buon proposito, ognuno nel vostro campo di applicazione e che sia naturalmente propositiva perché noi il bicchiere lo vediamo sempre mezzo pieno. Allora, ragazzi si stanno preparando, la zampogna è ancora in fase di riempimento, nel mentre Damiano, che cosa ci proporrete? Ancora un'altra musica? Sì, no, proporremo una sonorità classica del Natale, cioè una delle più antiche canzoni di Natale che è Tu scendi dalle stelle, scritta addirittura da Sant'Alfonso, quindi seguiremo con la zampogna e poi andremo con fisarmonica e tamburo. E tamburo. Bene, se ci siamo potete prendere posto allora al centro del nostro studio, ancora a voi per l'atmosfera di Natale, Terra do Sole.
posto e il microfono naturalmente. Vincenzo, il microfono lo spostiamo, giusto? Ormai hai fatto 30, fai anche 31, mi pare logico, no? Allora, iniziamo a salutare, naturalmente già prenotati per il prossimo anno, ma con mantello e tutto pronto, va bene? Assolutamente, vestiti allora, il di pensiero e il tutto saluto, uno per tutti o tutti per uno? Tutti. Siamo una squadra, quindi un Natale, un augurio di un buon Natale all'insegna della serenità e all'insegna della riscoperta delle tradizioni autentiche del Natale, che siano musicali, canore, che siano anche culinarie, appunto, come abbiamo visto durante questo incontro. Grazie allora a Terra d'Osuli, Damiano Pagano, Filippo Alfano, Vincenzo Di Blasi. Bene, lo chef maestro Salvatore Gambuzza. Grazie per il maestro. Un pensiero è un augurio di un Natale sereno, veramente sereno a tutte le famiglie, perché la serenità e la salute sono le cose fondamentali della nostra vita. Mancando una delle due inizia un po' a scombussolarsi un po' tutto. E il pensiero alimentare mi devi dare. Alimentare. Natale sereno è troppo facile. Veramente io spenderei due parole per tutti i colleghi e le persone che lavorano in questo grande scatolo che è la cucina, che non è soltanto la prima donna dello chef che è lì davanti, ma anche dietro le quinte ci sono tantissime persone che lavorano onestamente e che spesso, ahimè, a volte in base alla stagionalità molti mesi dell'anno non lavorano. L'augurio mio va a queste persone. Bene, 365 giorni l'anno. Sì, allora. sì. Grazie a Liliana Buscarino e alla sua associazione Core Onlus. Sì, io leggo una citazione che abbiamo fatta nostra in seno all'associazione, perché dice esattamente quella che è l'associazione. Il tuo corpo è il veicolo che la tua anima ha scelto per vivere questa esperienza terrena. Non idolatrarlo né maltrattarlo, non abusare né utilizzarlo. Sii premuroso con il tuo veicolo, senza però dimenticare mai che tu sei l'essenza che è alla guida. Grazie a Salvatore Gallo Cassarino, segretario generale CISL FNS di Agrigento, Caltanissetta e Enna. Ringrazio TVA per averci ospitato per la seconda volta qui a Target. Mi pregio di portare i saluti a nome mio personale, in qualità di rappresentante dei lavoratori del comparto sicurezza, nello specifico della polizia penitenziaria e dei vigili del fuoco. Ricordiamoci che queste due categorie di lavoratori, in occasione delle feste, mentre noi saremo a festeggiare con i nostri cari, loro saranno lì pronti a soccorrerci qualora ne avessimo la necessità. Grazie ancora. Grazie a Vincenzo Santalucia, chef ristorante La Scala. Grazie per essere stato invitato in questa trasmissione e auguro a tutti, tutte le famiglie, a tutte le persone di trascorrere in famiglia e che anche fuori dalla Sicilia un ottimo Natale di serenità, di pace e di amore, e di dedicarsi tanto a mangiare bene e alla fine non farsi mancare un tocco di cioccolato di Modica con un bel sigaro per chi fuma, per chi non fuma un buon rumbo. Bene, hai fatto anche la pubblicità al cioccolato di Modica. Grazie a Franca Vitello, sezione di Favara del CIF. Sì, e a TVA i ringraziamenti per essere noi qui presenti stasera, mentre ai telespettatori intanto gli auguri più belli di buone feste e soprattutto serene. E poi un invito a venire a vedere il presepe vivente animato da tutti i personaggi che comunemente vediamo nei presepi, quindi ci sarà la natività, tutto un mondo pastorale, si rivivono gli antichi mestieri, fra canti, suoni natalizi, è tutto bello. Io penso che sarà una bellissima esperienza. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione, soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.